Notizia di oggi, il commissario Zappalorto intende tagliare anche la parte stabile degli stipendi. È chiaro, cioè, la situazione è gravissima. Io non ho mai sentito, è la prima volta che ho sentito che dal 1° giugno non ci saranno più i flussi di cassa per garantire stipendi e fornitori del comune. È la prima volta. E guardate che rispetto a ciò che ho detto 10 giorni fa, nessuno mi ha risposto, anzi continua lo stillicidio che il commissario Zappalorto affetta gli stipendi, ma non è che questa sia la soluzione alla malattia. Qui ci vuole una risposta da Roma, dal Ministero delle Finanze, se interviene in questo momento per aiutare il Comune di Venezia, ma mi sembra che siano un po' sordi al governo del nostro paese, o altrimenti che ci vuole che si chiama piano di riequilibrio ai sensi del testo unico, cioè un modo blindato, preciso di poter fare un bilancio, che oggi non c'è. La domando, è legittimo votare o forse sarebbe meglio votare a novembre quando avremo la possibilità di fare un bilancio per dare risposte precise ai nostri concittadini? Non sono troppi 3.200 dipendenti per Venezia, Padova ne ha molti di meno, ne ha 2.000. Certo, è evidente che bisogna dare la responsabilità a chi ha governato questa città. Io lo dissi 4 anni e mezzo fa alla direzione del personale, mi fu risposto che io ho perso le elezioni, sono l'opposizione, tecnicamente si può assumere. Abbiamo assunto altre 450 persone, siamo a 3.200 dipendenti e cosa facciamo? Chiaro che ci vuole un blocco del turnover, ma il blocco del turnover, cioè tanti pensionati se ne vanno e nessuno si assume, lo devi fare per 5, 6, 7 anni. Qualcuno non ha voluto mai applicarlo in questo Comune di Venezia. Oggi chi semina a tempesta, cioè stiamo raccogliendo il disastro e non è che possiamo oggi licenziare i dipendenti assunti a tempo indeterminato. Oggi bisogna fare una politica seria di blocco del turnover e quindi io come sindaco certamente farò un blocco del turnover serio per riportare in ordine i conti della città. Un'affermazione che le costerà la vittoria probabilmente. Non lo so, qui bisogna essere seri.